Ciao a tutti, approfitto di questo giro che stiamo facendo a Porto Marghera per dirvi un paio di cose. Oggi siamo in un momento importante della campagna perché stiamo per selezionare i collegi plurinominali con le parlamentarie e ci stiamo preparando a individuare i candidati negli uninominali. È molto importante perché questa è una legge elettorale che praticamente crea due campagne elettorali, cioè quella dei listini bloccati in cui i partiti vogliono mettere gli uomini loro, mentre noi li selezioneremo con un metodo democratico, e poi c'è quello degli uninominali che è territoriale, dove ogni candidato con un voto in più decide di prendersi il collegio uninominale e di vincere. Per questa ragione oggi io ho visto una serie di proiezioni sui giornali che dicevano che il centrodestra stava vincendo in tutti i collegi uninominali, ma è una sciocchezza perché noi ancora non abbiamo presentato i nomi in quei collegi e nei prossimi giorni saremo impegnati a presentare i candidati dei collegi uninominali, che saranno quelli che insieme ai candidati delle liste del Movimento 5 Stelle comporranno il nuovo gruppo parlamentare della 18ª legislatura. E io aspetterei a cantare vittoria, perché in questo momento noi abbiamo il centrodestra che negli uninominali candida Mastella, Cirino Pomicino, Miccichè e tutti questi personaggi impresentabili, e dall'altra parte, o improponibili, e dall'altra parte noi che stiamo avendo un sacco di disponibilità sui territori da parte di persone del mondo universitario, del mondo industriale, del mondo delle imprese, del mondo delle associazioni, giovani laureati, persone che sul territorio hanno condotto delle battaglie importanti per l'ambiente, per la sanità, per la salute. Tutte queste persone ci onorano con la loro disponibilità e queste persone si giocheranno la loro partita nel collegio uninominale e sarà anche grazie a loro che vinceremo le elezioni politiche e andremo al governo. Quindi io vi invito a diffidare da queste proiezioni, perché queste proiezioni non tengono conto dei nomi che metteremo in campo. E a me sembra in questo momento di vivere lo stesso clima del referendum costituzionale. Vedo un certo establishment che si sta compattando tutto su Berlusconi. Addirittura l'Economist, che disse che Silvio Berlusconi era inadatto a governare, ha cambiato idea. E non è che ha cambiato idea perché adesso Berlusconi ha un'altra qualità di gestione del paese. Dicono no, non è più inadatto, adesso è l'unico che può battere i 5 Stelle. Siccome l'Economist è quello che diceva che Trump avrebbe perso e ha vinto, è quello che diceva che la Brexit avrebbe perso e ha vinto, adesso l'Economist dice che Berlusconi batterà il Movimento 5 Stelle, è un buon augurio per noi che ci prendiamo. Quindi i prossimi giorni saranno impegnativi per il rally. Come vedete il rally continua anche in mare in questo momento, ma saranno impegnativi anche perché accoglieremo le proposte di candidature di tante persone che dai territori vogliono mettersi in gioco. E approfitto per fare un appello per i collegi uninominali. Le persone oneste, le migliori energie di questo paese, quelli che hanno tanto da dare ma che hanno già dato tanto all'Italia, si facciano avanti. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica inclusiva, non esclusiva, e chi vuole provare a cambiare le cose partecipando ha un'unica forza politica a cui fare riferimento, perché è l'unica che permette una democratica selezione nelle proprie liste e non la cooptazione delle segreterie di partito. Ciao a tutti.